E voilà! Ora è scaduto, buongiorno! Ah, dalla macchina il collegamento. Sì. Sei un indovino, come hai fatto a capirlo? È un genio, Ivan. Ma non stai guidando, o stai guidando? No, sono parcheggiato, ovviamente, devo fare delle cose ed ero in attesa della vostra telefonata. In quale piazzola sei parcheggiato, Orio? Dalle parti di via Ugo La Malfa. Ecco. Ok, vuoi darci aggiornamenti sul meteo in via Ugo La Malfa? Perché... La giornata è bellissima. E la viabilità? Ottima, oggi ottima. Ok, Senti, perché basta che non piove improvvisamente, si liberano le strade. che bello vederti, Orio, grazie per questo collegamento. Voglio dire, te l'avevo preannunciato quest'estate quando abbiamo fatto questo bizzarro viaggio verso le Madonie, io, tu e il mitico Puma, che presto ospiterò. Quante risate ci siamo fatti, Orio. A Petralia, bellissima serata, veramente. Grazie per l'invito, grazie. No, assolutamente. Adesso ti ripresentiamo non perché sia mattina e siamo ancora un poco così fusi, ma perché torniamo in diretta anche alla radio per chi ci ascolta soltanto dalla radio. Chi come te in macchina magari in questo momento è sintonizzato su Radio In e non ci segue invece in video su Facebook, ti presentiamo anche solo in voce, quindi dacci 5 secondi. Grazie. Abbiamo sentito la nuova della rappresentante di lista, si intitola Religiosamente, così torniamo in diretta su Radio In, questo è Open Day Cinema, io sono Eliana Chiavetta, c'è Ivan Scinardo pronto a introdurci il primo ospite di quest'oggi. Apriamo in bellezza, come si suol dire, voglio dire, lo avevo anche preannunciato quest'estate, abbiamo fatto un bel viaggio sulle Madonie per partecipare alla Notte Bianca, è stato davvero un grande piacere avere in macchina Orio Scaduto, con il quale abbiamo condiviso questo percorso di viaggio e tante belle idee, impressioni, soprattutto abbiamo fatto anche un bilancio di quello che è stato quest'anno pandemico e su come attori così di calibro importanti come Orio abbiano un po' risentito rispetto agli anni precedenti. Orio? Sì, assolutamente, è stato un periodo di fermo assoluto per quanto riguarda soprattutto il cinema, il teatro, eccetera. Anche se durante il lockdown, non proprio durante il lockdown, ma lo scorso anno siamo riusciti a girare un film proprio a Palermo, te lo accennavo pure in macchina, proprio sul periodo vissuto da una famiglia di ristoratori, una storia molto bella con una produzione americana che presto spero vedremo nelle sale, adesso che si è ricominciato a viverle. Il tuo viso è nell'immaginario collettivo, Orio, è assolutamente identificabile, si parla molto di caratterista, cioè quel volto che è veramente è talmente performante, capace di rivestire qualsiasi tipo di ruolo che ti hanno veramente reso molto noto al grande pubblico. Io ricordo, ti ho visto per la prima volta su Agrodolce, che comunque era stato un impegno veramente straordinario, ma poi ti rivedo nella Stagione della caccia, dove hai interpretato il ruolo di Natale Bonocore, e poi questa bella collaborazione con I Bastardi di Pizzo Falcone, che è comunque una fiction di grande successo, un curriculum veramente incredibile e straordinario. Sulla rete ovviamente è possibile approfondire la carriera di Orio. Ecco, qual è l'esperienza che ti ha colpito, ti ha preso di più in termini professionali, Orio? Guarda, sono tante, perché ogni esperienza poi diventa un bagaglio per te, e a parte le emozioni che vivi poi durante il set. Devo dirti che il primo film per il cinema che ho fatto è il film con i fratelli Taviani, Tu ridi, che era tratto da un episodio di una novella di Pirandello, La cattura, un Sì. turifermo. E andò a Venezia quel film e fu un'esperienza straordinaria, perché loro due, veramente due registi, due autori di quel cinema antico, fatto in un certo modo, e devo dire che quella fu un'emozione, un'esperienza bellissima. Poi ne ho venuta tante, Baria con Tornatore,
è stata una bellissima esperienza per me anche dal punto di vista attoriale, proprio perché Tornatore ti fa uscire veramente tutto quello che tu hai dentro e quindi ti aiuta molto. Ha un rapporto straordinario con gli attori. E poi tante, dicevi tu, anche la stagione della caccia. Ho dipinto questo ruolo comico, divertente, che era questo cornuto che è felice di essere cornuto perché praticamente le corna gliele faceva il suo padrone, quindi lo accontentava. Ma quando ti chiedono, quando ti danno un copione del genere, ti chiedono, uno va un attimo in crisi. Devo dire che, non penso che mai nella vita uno abbia pensato di fare il cornuto felice, cioè è difficile che uno si sia svegliato una mattina dicendo sai che mi piacerebbe anche, cioè non è una di quelle, non penso anche a scuola di recitazione che lì ti dicono guarda oggi fai è difficile, cioè, ti fanno fare quello un po' incacchiato, ma quello felice è atipico. Fermati, basta, fai rispondere. Devo dire hai ragione Diana, però devo dire che è stato molto divertente invece, perché ha aiutato moltissimo anche la scrittura di Camilleri, che è veramente molto particolare e molto divertente quella, perché il personaggio era un personaggio comico, possiamo dire della commedia italiana anni 60 quasi, quindi sono stato contento di farlo. Poi ovviamente mi è dispiaciuto che mia moglie mi aveva fatto le corna. Nella fiction. Torniamo in diretta anche su Facebook e ci permettiamo lì di regalarci anche qualcos'altro, ma adesso ve lo sveliamo. Sogno Angelo Sidoti, o capobarca. C'era un timoniere che era un timone, ma tra di loro stavano qua a poppa, stavano tagliando i riti. E io stavo passando da poppa a prua, verso la timoneria. Poi ho sentito un colpo. C'era Cipolla che pareva diventato una statua di marmo. Allora tagliavo subito un novano. E mi sono reso conto che un povero Franco era morto. Devi uscire a testa alta, come tuo diritto. E invece hai sempre questo atteggiamento assurdo. Manco l'hai voluto denunciare a quel pezzo di merda. Ma non serve a niente denunciare, te l'ho detto 1000 volte. I cassetti della procura sono pieni di denunce contro i pentiti. E allora va bene, facciamoci derubare. Ma non volevo dire questo. Sto solo dicendo che nel mio caso è inutile. Spero però che tu possa cambiare idea. Ma sei tosto? Sì, sono tosto. Allora che c'è? Ogni stanza ha un colore diverso. I feci fare personalmente io, Chris. Troppo un po' tante, Di lusso. Ora ci posso fare pure una piscina, ma non per me. Io manco so nuotare. Per voi, per gli amici. Così quando volete venite qui e vi pigliate un poco di fresco. Non ci fu né menzogna né tradimento. Ma chissà gente non la va a sapere. Un piccirillo è mio e dei miei moghieri. Quando Giuliano decide di mozzicare, fa male. Lo capiste? Lo capì? Ora ridi, amore. Sorridi. Di più, di più. Ah, così bello. Arrivo sta gaita. Infatti il compagno uomo, questo sta Che bene essere. Che dici? C'è cosa? È l'istituto della previdenza sociale che purtroppo respinge la domanda per l'assegno familiare. Ecco, fatto niente facile. A Spano, ora facciamo un ricorso. Allora, ricorso! Avete che venne fatto tutte le mie. Non ti mettere a sconnessiare, però. Onorevole, da cambio lavoro, partito! Roma, Mosca e dove è Dio? Buttare la bella mai! Voi vi state sbagliando, ve l'ho detto. Io non ho fatto niente, ho fatto solo il mio lavoro. Lo sa che per il suo lavoro stanno morendo delle persone? Ma che state dicendo? Di cosa parlate? Non ne ho la più pallida idea. Che cazzo combinasse? Ah, niente. Come niente? E che succede? E io che saggio. Che facciamo? Per ora andiamo niente. Perché non ti metti con questa Letizia?
vedi che ci provo io, Mangia lo scarpariello, che è meglio. Ti scanti. E questi erano i Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco su Radio In, ma nel frattempo, Ivan, abbiamo visto qualcosa di fantastico su Facebook, uno ovviamente. Degli showreel, a mio giudizio, ben confezionati ed efficaci. Quando io l'ho visto sul grande schermo quest'estate a Petralia, è stato veramente molto molto intenso e toccante. C'è l'orgoglio di avere accanto un attore che ha interpretato tanti ruoli, ma che soprattutto ha lavorato con tanti registi e attori importanti. Questo ovviamente ci deve assolutamente inorgoglire. Noi che amiamo la settima arte, Orio, ovviamente questo è un percorso che non si esaurisce mai, no? Grazie per le parole. Devo dire sì che lo showreel è fatto veramente bene, è fatto addirittura da un mio collega, Alessandro Schiavo, che mi ha confezionato lo showreel. Sì, tanti bei lavori, devo dire, sono contento per aver incontrato nella mia strada dei registi straordinari. Poi riguardandoli insieme a voi mi ricordo delle scene È e un rido pure io. sussulto. Sì, quando rivedo delle scene di Baria o il personaggio buffo del bracciante agricolo che chiede sempre, insomma, sono contento di aver fatto delle belle cose. Ovviamente uno vive anche dei momenti di sofferenza perché vorrebbe sempre riuscire ad esprimersi al meglio e sempre di più. Poi è un mondo che purtroppo ti dà delle gioie, ma ti dà anche delle sofferenze. È giusto dirlo, non è tutto bello, tutto straordinariamente felice quello che si vede, ma viviamo momenti comunque di non dico di sofferenza perché non sarebbe giusto, però comunque di sconforto nel momento in cui magari aspiriamo a fare qualcosa e non ci riesci. Ma succede anche che ci sono anche delle lunghe pause, per cui c'è anche un carico di frustrazione notevole, no? Perché... Noi invece le pause le facciamo brevi, sono quelle della pubblicità, durano qualche istante, non sono frustranti, anzi ci danno consigli utili e poi torniamo subito a collegare. Dai, era carina, c'è la pubblicità, Orio, aspettaci e torniamo subito da te. Andare via. Ci rimettiamo le cuffie visto che state in dolore, è giusto il tempo di far venire qualche languorino con i tanti partner che ci fanno pensare a cose buone. Anche per non tenere cibarsi. troppo Orio in macchina, perché magari qualcuno lo guarda e dice questo è appostato. Ma in tutto questo sei in doppia fila, hai trovato un parcheggio regolare, quindi... sono parcheggiato bene, però. Quindi la gente si incacchia ancora di più perché dice guarda, lo lui è prendono per uno che sta facendo dei pedinamenti, magari delle osservazioni ambientali. Stiamo girando qualcosa magari. O sta girando, sai, uno che ha fatto distretto di polizia, Giovanni Falcone, il capo dei capi, vedo Orio in via Ugo La Malfa parcheggiato lì da solo in macchina e cercano le telecamere da qualche parte, qui c'è un set, ci fermiamo entriamo nel film. Non t'hanno ancora bussato al finestrino, giusto? Che sei, Orio. No. Allora... Torniamo seri, caro. Allora, senti, Orio, no, mi incuriosiva molto, mi dicevi che in questi ultimi giorni sei stato impegnato in produzione? Praticamente ho ultimato di finire un film che avevamo già iniziato a girare, ed è un film di Giuseppe Papasso su una storia di un migrante, che finalmente abbiamo concluso. La maggior parte è stato girato a Maratea. Esatto. Mi piacque molto questa storia, quando me la raccontasti era veramente attraente. Che salva questo migrante ed è una bella storia. Spero che possa andare presto nelle sale adesso. Comunque è un tema che è un La po'... notte è un posto sicuro, il titolo del film. Il regista è Giuseppe Papasso. Ho suonato io il clacson. Come hai suonato? Ha salutato Papasso. Era un... Involontariamente. È un mito, sei. No, è un giovane sorgente. Attenzione a non ripetere no? quel nome perché sennò suona di nuovo il clacson, tipo... Papasso? Suona. Grazie che sei. Ma
nessuno mi ha detto la parola grazie come fosse un insulto, grazie. però vabbè. Bello. Perché sembrava che sei. No. Un insulto. No, sembrava tutto il tipo contrario. sì, Certo, perché il clacson. Grazie di Dio. No, pensavo che fosse tipo Bene, Orio, non nominiamo il giovane regista che ha confezionato con te. No, basta. Che meraviglia questa intervista, mi piace da morire. Però torniamo anche in FM per chi ci ascolta e basta ed è finita la canzone, quindi dobbiamo tornare anche alla radio. Todo de ti, così torniamo in diretta su Radio In. Orio Scaduto, cosa ti aspettavi quando Ivan Scinardo ti ha detto che ti avrebbe intervistato all'interno del programma che conduce su Radio In sul cinema, e cosa invece sta accadendo? Vuoi farci questo... Ero sicuro perché ci siamo divertiti in macchina quel giorno, quindi ero sicuro che sarebbe stata un'intervista. Ma la macchina era sempre la stessa dove sei ora? Perché può essere anche che sia la macchina. Ah, ok. Era molto più bella. Abbiamo fatto un viaggio con Fortero. No, questa era una 500. Molto carina comunque. No, non raccontiamo molti particolari di questo viaggio perché avevamo un ospite in macchina che è il mitico Francesco Puma che voglio dire ci ha fatti arrivare sulle Madonie con un divertimento addosso bellissimo, soprattutto perché lui aveva questi momenti melodrammatici che noi ovviamente puntualmente smontavamo e sdrammatizzavamo, e insomma Orio è stato veramente bello. Sai, lui è quell'amico davvero con il quale tu usciresti, mangeresti la pizza, perché come lo vedi, cioè, è bello, cioè, con un curriculum così avere una persona che si è conservata così anche umile, no? Cosa dici, Orio? Sono bello, è bello uscire con me, uscite anche con me. Organizziamo! Cioè, volevo dire che non è uno che se la tira, cioè... Ci sono persone insignificanti che hanno fatto magari un'apparizione in una TV del piffero e si sentono chissà cosa. Abbiamo un gigante qui. Cioè, è sempre stata ora dici quanti anni di carriera hai addosso, Orio? Ho iniziato prestissimo, ho iniziato presto con il teatro da ragazzo, e quindi se vi dico quanti anni, vi dico anche quanti anni ho. Giustamente, ma ve lo dico. Adesso più di 30 anni. E meno di 70. Il tuo corpo, come età, la tua età. Più di 30 anni. Volevo dire, sì. Sì. Vedi una bella... Ma 30 anni di carriera tra cinema. Hai fatto anche teatro, Orio, no? Certo, poi soprattutto con il teatro, perché prima di fare il mio primo film con i Fratelli Italiani avevo fatto solo ed esclusivamente teatro. Esatto. La domanda finale, che è quella a cui non mi risponde mai nessuno: progetti per il futuro? Vero? No, io inizierò prestissimo adesso a girare una cosa. Magari non vi dico quale, però inizierò. Te l'ho detto che non mi risponde mai nessuno. Io ti ho anticipato. Le stiamo pagando lo psicologo per questa cosa, Eliana. Però io chiedo almeno gli indizi. Ma per il cinema, per la televisione? Una serie televisiva. Una serie televisiva. Che iniziamo questo. Tra Roma e Palermo. Vabbè, t'ho detto già parecchio. Dai, basta, Sì, basta. no, Siamo basta. tutti con te, Orio. Facciamo il tifo. E se dovrai fare qualche appostamento in macchina di regista che hai studiato facendo pratica con Open Day Cinema? Grazie. Esatto, ti abbiamo aiutato nel prepararti per gli appostamenti. Dovete servirti. Come si chiama il regista? Aiuto, non me lo ricordo. Come si chiamava? Papasso? Giuseppe Papasso. No, dovevi suonare il clacson però. Mi fischieranno un po' le orecchie e poi se ti chiamano col clacson fischieranno un sacco le orecchie, esatto, diventa problematico. Orio, grazie mille per essere stato con noi, grazie per averci regalato il tuo sorriso, oltre ad averci permesso di parlare della tua bellissima carriera. Grazie Orio, scusa l'informalità, ma me lo sono permesso, quindi ti chiedo scusa pubblicamente. Grazie. Dai, mai nessuno è stato fermo in macchina così tanto tempo ridendo, cioè, capito? Magari camminando, ma fermo in macchina almeno. Ciao. Ciao Orio, grazie. Tutte le news di Radio In adesso, noi torniamo fra poco perché abbiamo ancora un'altra ora da vivere insieme qui in diretta.